Letta arriva in un contesto nel quale ci si aspetta dalla politica rappresentanza territoriale. Questa sua scelta di Letta è abbastanza coerente con la legge elettorale attuale, ma incoerente con quello che c'è da parte dell'aspettativa del territorio. Quindi Letta arriva in una provincia particolare. Arriva in una provincia che guarda al sodo, che guarda al lavoro. Draghi ha avuto il merito di parlare poco e di fare tanto. Draghi è sobrio, Draghi ha dimostrato la stoffa dello statista. Noi abbiamo bisogno di statisti, non abbiamo bisogno di gente che va a caccia dei voti o degli slogan. Allora, Letta effettivamente è molto relazionato nella provincia di Vicenza, lo conosco anch'io, è un'ottima persona, ma anche lui è caduto nella trappola di questo Rosatellum, o se vogliamo chiamarlo Paracadutellum. È una legge elettorale senza senso e se non riformano quella tutti i politici cascheranno nella stessa trappola. Si parla molto di tutte le problematiche che riguardano l'industria adesso, ma nella realtà non si approfondisce i disastri che stanno succedendo. La crisi energetica, eccetera, sta veramente portando le aziende fuori sede, quindi io credo che se la politica, come non ha fatto mai o quasi, se non negli ultimi 12 mesi con Draghi, non metterà mano seriamente a queste problematiche, fra qualche mese ci troveremo con un sacco di gente disoccupata, perché le aziende non sorreggono i costi che stanno avendo, e quindi ma diciamo che la politica si ricorda del terzo settore soltanto in campagna elettorale normalmente, perché poi se la dimenticano, dimenticando che il terzo settore è il settore che sorregge l'Italia, perché difende i più deboli, finanzia la ricerca, eccetera. Dovrebbe essere uno degli argomenti che in campagna elettorale si dibattono maggiormente, come aiutare il terzo settore. Aiutarlo non vuol dire, attenzione, dare al terzo settore, ma lasciare libertà di agire e soprattutto portare da un punto di vista fiscale i vantaggi che dovrebbero esserci per chi sostituisce lo Stato nel fare cose di interesse pubblico, che siamo noi fondamentalmente. Quindi noi, per dire, il Veneto sta presentando una proposta di legge già passata in Regione Veneto di portare dal 5 per 1000, portarlo al 10 per 1000, che sarebbe il minimo da poter fare perché il terzo settore si riuscisse a sostenere un po'. Che questa parte d'Italia sia ancora molto legata a un pensiero democristiano, no? E cerca di capire dove questo pensiero democristiano è andato a rifugiarsi, dove sta cercando di ritrovare un senso. Solo che partendo da questo ragionamento molto probabilmente si sono anche appoggiati alla parte di quel pensiero democristiano che più gli apparteneva, quindi qualcuno è andato con Forza Italia, molti con la Lega, perché hanno tolto tutta quella parte proprio di valori, di ragionamenti e di pensieri che erano legati alla parte evoluta della democrazia cristiana. Non lo so Letta nel collegio di Vicenza che cosa potrà fare, perché rappresenta un elettorato che comunque voterebbe il PD anche se non venisse lui, no? Come sempre l'elettorato del PD fa. Perché il fatto anche che tutti continuano a dire che non si trova personale perché non si paga il personale, perché quando ci sono stati dei momenti di difficoltà si è lasciato a casa gli ultimi. Quindi adesso recuperarli perché se ne ha bisogno, quando prima gli si è aperta la porta per accompagnarli fuori, è anche una pretesa a livello proprio umano abbastanza difficile da sostenere, non trovate? Cioè, quando non ho bisogno di te, ti accompagno alla porta, e questo l'hanno fatto le imprese e l'hanno fatto tutto il mondo degli albergatori, dei ristoratori. Adesso che ho molto bisogno di te, dovresti ritornare però a delle condizioni che sono quelle di prima. Cioè, seguire Draghi non vuol dire solo essere contenti che l'Italia faccia il 7,6% di PIL in più, che vuol dire di più della Francia e della Germania. Seguire Draghi vuol dire avere una responsabilità anche in quello che si dice e che si fa, quello in cui si crede, che è responsabilità dell'imprenditore di questo territorio, ma di tutta Italia, assumere su se stesso.
non è declinabile alla politica, è quello lo scatto che si deve fare. Sicuramente sì, secondo me chiunque poi vinca le elezioni dopo il 25 settembre dovrà proseguire sul solco creato, sulla visione data dal governo Draghi con il piano che ha messo in atto, che, come ha giustamente ricordato la presidente di Confindustria Vicenza Laura Della Vecchia, non è altro che un elenco delle cose sensate da fare, che poi sul territorio di Vicenza si traduce in investimenti infrastrutturali per completare, diciamo, quanto iniziato a livello comunale, provinciale e regionale. Ma gli imprenditori di Vicenza, e penso non solo, possono aprire le porte a chiunque abbia a cuore lo sviluppo del territorio, lo sviluppo dell'industria, che possa, a qualsiasi partito politico che abbia a cuore la possibilità che anche i lavoratori possano accrescere il proprio potere d'acquisto. In questa fase molto difficile, più che parlare di questo o quel partito, questo o quel rappresentante politico, mi piacerebbe che si parlasse molto di più delle problematiche vere che stiamo vivendo a livello aziendale.